Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Allora, c'è una regola negli scacchi che dice non muovere finché non hai capito le intenzioni del tuo avversario. Che intenzioni hai? Perché hai messo donna qui? Vuoi venire qui? Vuoi venire qui? Probabilmente sì, E4 probabilmente è una buona mossa, è una buona casa. È una buona casa. Molto buona. Sì, vuoi venire in E4. L'unica che mi dia qualche senso. Raddoppio. Vuoi venire in E4 per supportare queste entrate qui. Eccolo qui, trovato il motivo. Vuoi venire in E4 per supportare le entrate in C2, dopo che avrai giocato E5 chiaramente. Però, se io ora gioco subito torre C2 invece, ti rovino i piani, perché su questa... No, che brutta torre C2. Brutta. Dai, devo giocare ormai secondo i piani. Ormai ho sfida accettata, diciamo, non so come si dice, no? A parte che su questa io poi ho anche donna di 3. Sì, dai, va bene. Io raddoppio le torri. Raddoppio le torri. Cavallo B5 era la migliore, secondo lui. Bene, lo vedo in difficoltà e questa è una buona cosa. Forse questa non me la fa perché si indebolisce e si apre questa. Io ho sempre la buona donna di 3, che però mi mette a rischio di queste cose. Ok, se potessi cambiare le donne ora sarei felice. Ma se faccio così ora, secondo voi che fa? Si sposta qui e mi attacca qui, mortalmente. Però io ho cavallo F3. Però no, perché lui può catturare con la donna e sono inchiodato. Ecco cosa vuoi fare con la tua torre. Ecco cosa volevi fare con la tua donna. Altro che donna in E4. Adesso posso fare questa, secondo me. Adesso posso farla, perché ti inibisco queste entrate e minaccio questa con cambio di torri. Anche se tu poi dopo hai scacco. Vengo qui. Ecco, non sono mai molto bello. Scacco, G3, mi mangi qui con la torre. No, non è una buona idea. Not is a good idea. Vediamo se ho qualche sacrifice. Sacrificio, cattura, scacco. No, ti rimette davanti qui con la torre. Ti metti lì con la torre, scacco. Però non succede assolutamente nulla. Non succede assolutamente nulla. Bello, questo sacrificio chiamava, ma non succede assolutamente nulla. Bene, dobbiamo dare luce a queste torri, questo è poco ma sicuro. Cavallo F3 chiama sempre. Anche se il cavallo qui tiene. Dobbiamo dare luce a questa donna che poverina non sta facendo veramente nulla. Però bisogna dare più luce alle torri forse. Bisogna togliere il cavallo. Prima mi diceva cavallo B5, che sicuramente in una buona situazione, però lo vedo un po' fuori gioco qui il cavallo, non so voi. Qui non so se riuscisse ad andare un giorno in E5, non so come. Ah, tu dici che da qui può andare, vabbè anche, può andare in D6 da qui, dove sarebbe piuttosto aggressivo. Beh, non è male andare in D6. Cavallo B5. Cavallo B5 con l'idea di andare dove? Cioè bisogna sempre chiedersi con l'idea di andare dove. Se io facessi un donna di 3, veramente mi facessi un donna di 3, torre di 1, e io poi facessi... No, non c'è nulla di bello in questa donna di 3. Niente, mi piacerebbe cambiare un paio di torri. Cambio, ma lui non lo fa. Su questo lui raddoppia probabilmente. No, che cosa abbiamo detto? Su questo lui va qui. Ecco cosa fa. Quindi cavallo F3 chiama. Dai, va bene, cavallo F3, va bene. Andata per cavallo F3. Però sul cavallo F3 lui sì che torna qui per raddoppiare. No, non può raddoppiare, però può venire qui giù. Mamma mia, quanti problemi. Probabilmente inutili, Probabilmente la maggior parte di questi problemi sono totalmente inutili.
La troverò la mossa corretta, non ti preoccupare. Su questa torre qui devo giocare G3, che mi scazza troppo giocare G3. Va bene, dai, giochiamo cavallo F3, anche se non mi piace per nulla. Ok, torre C2 era la migliore, mi diceva. Bene, posso farla adesso. Sì, tra l'altro non vale leggere le mosse migliori e poi farle alla prossima. Però sì, in effetti era quella che probabilmente avrei fatto in questa situazione, senza ombra di dubbio. Ok, fatto sta che se io ora gioco questa, lui sì che mi raddoppia. E su cattura non abbiamo capito niente. Ma proprio niente. Quindi piuttosto vado io in settima e piuttosto mi invento qualcosa. Giusto, no? Una bella torre in settima non ha mai fatto male a nessuno. E scusa, cioè non ho capito, devo sempre avere io paura di te. Cos'è sta mafiata? E che cacchio. Ok, donna di 3 era la migliore. Va bene, dai, non può essere sbagliata. Attenzione, attenzione, ci sono attacchi, entrate, robe strane che possono far paura ai meno addetti ai lavori. Tac, donna in E4. Attenzione, attenzione, attenzione alla situazione che potrebbe degenerare vistosamente da un momento all'altro. Potrebbe degenerare vistosamente. Se punto qui l'altra torre, donna di 3, fatta ora. Tu vieni qui, tac, tac, scacco e perdo un pedone. Che l'idea è venire qui. Non sono obbligato assolutamente a catturare. Però sì, l'idea che tu possa attivarti con la tua donna di 3, torre C2. Perché se io ora faccio questa, tolgo il collegamento con le due torri. Quindi sì, si minaccia sempre questa. Si minaccia sempre questo ingresso, che è molto fastidioso. Una volta minacciato questo ingresso, però io ho veramente questa. E se tu catturi, io catturo con la donna. Quindi in realtà non è una minaccia, perché ho questa. Attenzione però. Torre C2, cavallo D4, torre per B1. Giusto? O sto impazzendo? Torre per B1. Eh sì. Mangio la tua donna, mangi la mia donna e sei in vantaggio di un pedone. Quindi torre C2, cavallo con attacco doppio. Ti togli attaccandomi la donna. Io catturo la tua di donna, tu catturi la mia di donna. Cavallo in E5, però no, è brutta, brutta. Questa non posso permettergliela proprio. Detto ciò, vengo qua. Basta, mi sono annoiato di giocare in modo difensivo. Tu vieni qui, cambiamo. E poi ti faccio questa davvero. E tu mi fai questa di nuovo. Tu mi fai quella di nuovo. Aspetta, che però io... Aspetta. Vengo qui. Tu vieni qui. Io ti catturo, tu mi catturi. Io donna di 3. Tu mi catturi qui. Scacco, la tua torre viene qui. Non c'è assolutamente nulla. Torre in ottava. Donna in... torre in C2. Torre in D2. No, prima ti catturo qui, ok. Torre in D2. Vieni giù. Re qui. Torre in F1. Ed è un problema. Quindi non posso permettermi di lasciare la prima traversa. Questo è chiaro. Torre qui. Ritorna qua.
Oppure vai qui. Ok, al massimo ripetiamo un po' di mosse. Andiamo a questa mossa qui, è totalmente inutile. Però secondo me si prende un po' di tempo. Ok, ho fatto la mossa migliore, pensa a te. Pensa a te. Ragazzi, aiutatemi. Non lo so, questo computer è veramente tremendo. Perché si inventa queste cose? Beh, ripetiamo un po' di mosse che non fa mai male. Ok. La buona scuola russa insegna sempre di ripetere le mosse. Ora c'ho questa. Ora c'ho questa che non mi fa paura. Giusto? O mi sto saltando qualcosa? Ora c'ho questa, veramente. Sì, dai. C'ho questa, no? Oh, finalmente cambio di donne e signore sia. Ora con questa torre, perché non devo lasciare la prima traversa. Giusto, no? Con questa torre, bene. Più 4,62, siamo agli sgoccioli. Vado giù per evitare i cambi. B3 lascia il mega buco qui, non va bene. Ottimo, ottimo amico. Ottimo. Con la torre direi, no? Se no mi inchiodo da solo. Più 5,4, vai che siamo agli sgoccioli. Allora, lui sta meditando di entrare qui, però se io faccio così e così, anche se lui entra qui, non mi fa più nulla. Quindi centralizziamo il re. Prima regola del finale è centralizzare il re. Vai, torre di 1 era la migliore. Fa niente, potrò mica perdere da questa posizione. Tra l'altro ora, io non ho mica cavallo in E4. Tu cosa fai? Devi venire qua. E perdi questo pedone, no? Cavallo in E4. Ah, c'hai torre. Però se ho cavallo in E4 subito, non puoi fare torre in C2. Tu hai fatto torre C2 per supportare la tua torre, no? A parte che io ho sempre cavallo, re in E2. Re in E2. Cavallo di 4, scacco, vai qui, torre qui, G3, torre qui, H4, sono solido. Sono solido, sì, sì, siamo venuti alle battute finali. Bravo, 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 computerino. Direi che con un pezzo in più si può sopravvivere. Adesso ho cavallo qui. Ah, non sbarelliamo perché manca poco. Re in E2 è ciò che sento dentro di me. Perché se vieni qui, che succederà mai? Re in E2, torre qui, cavallo qui e buonanotte ai sognatori, no? Re in E2, sì dai, Re in E2. Perché questa, secondo me, c'ha qualche trappoletta che mi sto perdendo. Tipo, scacco, vengo su col re. Tu che cosa ti inventi? Vieni dietro a questi pedoni. G3. Vieni dietro questo pedone H4. Cioè, secondo me funzionano tutte e due. Funzionano tutte e due. Questa forse è un po' più immediata, però bisogna centralizzare il re, dai, su. Cioè, la prima regola. Però qui c'è subito questa, no? Cavallo qui. E tu per difendere vai qui. Non andrai mai qui. Cavallo qui, che cosa fai? Vieni qui per inchiodarmi il cavallo. Re in E2. Re in E2. Cavallo di 4. Torre C2, re in E2. Sì dai, cavallo in E4 sembra vincere. Oh, mi sto perdendo qualcosa? Cavallo in E4, E5. Catturo il pedone, non può venire giù. Dai, cavallo in E4 secondo me è la migliore. Torre di 3 è la migliore? Ci stiamo perdendo qualcosa. Ah, perché su questa tu fai torre B4. Ah, tra l'altro ti prendi anche questo pedoncino. Quindi più che torre B4 ti vuoi prendere questo pedone. Ok, cambiamo. Cambiamo. Abbiamo paura dei cambi? Certo che no.
No, non abbiamo paura mai dei cambi. Anzi, ci fanno solo gola noi i cambi. Quindi, visto che ora la situazione sta degenerando, possiamo giocare. Possiamo giocare. E questo pedone perso si è capito, no? Che anche il suo si è perso si è capito. Allora, questa la gioco intanto, giusto per far degenerare un po' la situazione così velocemente. Ok. E adesso lui vorrà andare a promozione con questo pedone. Fatto sta che fino a che c'è il mio pedone qui in B2 saldo, tutto ciò non accadrà mai. Regne 2 sarà la prossima mossa che farò, chiaramente. Proprio chiaramente. Detto in modo chiaro, schietto e sincero. Sì, Regne 2 non può avere controindicazioni. Ok, la migliore era torre di 8, mi dice. Però, torre di 8 non gli faccio altro che fargli avanzare il re. Dovrei solo cercare di cambiare le torri, tipo così. Così cambiamo le torri, no? O mi perdo qualcosa? Perché qui può andare in A2. Tac, va in A2. Ed è un problema. Quindi dovrei prima fare una roba così, però c'è lo scacco qui. Ok, le torri non riusciamo a cambiarle, bene, sei capito. Fin qui sei capito. G4. È un problema il fatto che lui possa venire qui. È infamina questa mossa, è infamina. Si è posizionato in una posizione veramente infamina. Intanto faccio torre C2 così minaccio anche queste. Se lui viene qui, bam, bam, e chi se ne frega. Perché lui minaccia un'avanzata micidiale. G4. Se io gioco G4, sì, questa forse è carina. Questa manovra di torre forse è carina. Tac, F5, tac, torre qui. Sì. Secondo me può essere carina la situazione. O forse devo spingere qualcosa come G4. No, G4 non va bene. Vai, torre C2, scelto. O se no, più immediata, scacco e vengo qui dietro con la torre. Però tu vieni qui con la tua torre, vengo col cavallo. Sì, questa è un po' più immediata, scacco e vengo qui dietro. Tu hai torre qui. Catturo col cavallo, poi c'è la torre qui, mi inchiodi il cavallo. No, torre C2, andata. Ok, re D3 mi diceva che era la migliore. Adesso faccio il mio piano. Quindi, torre qui. Cattura di cavallo, cattura scacco, re in F3, F5, scacco. Potrei mica dare matto così, non si può. Secondo me non si può dare matto così. Vediamo, lo scopriremo adesso. Vai. È un'imprecisione, devo giocare... Non mi ricordo cosa devo giocare, ma va bene. È un'imprecisione questa. Ok. Allora, devo andare qui, no? Perché sennò se vado indietro... Devo andare qui, no? Anche se mi metto davanti i miei pedoncini. Ok. Bene, fermiamo l'avanzata qui del mio amico Fritz. A lui adesso c'ha queste robe qui, da ricordiamoci. G4 ci vuole. G4 ci vuole per rallentarlo. Ma ci vuole anche, secondo me, ci vorrebbe anche questa. Tu vieni qui con la torre. Secondo me questo cavallo fuori gioco non può stare troppo tempo fuori gioco. Cavallo qui che toglie le case al re. Sì. Cavallo C6. Tu devi venire qui. Ah, perché cavallo C6, vieni qui col re, G4, F5, scacco, cattura. Sì, dai, questa funziona. Vediamo se è vero. Buona, cavallo C6 è la migliore.
questa è quella che arriverà ora, in questo momento preciso. Col cavallo noi possiamo andare in D8, dove possiamo attaccare questo pedoncino debole, ma tanto lui non me lo farà mai fare, quindi giochiamo G4. Si gioca sempre per vincere, ragazzi. Anche se G4 mi rende questo punto debole, quindi sono costretto a venire qui. Vabbè, dai, ragazzi, cioè questa si vince, non si può non vincere. Ok, torre A5 era la migliore, va bene. Mi vuoi inchiodare in questo modo. Io vengo tranquillamente in pace giocando robe come Re G2, proprio problemi non me ne faccio. Va bene, tu continua a inchiodare, tanto purtroppo non puoi fare tanto. Allora, torre, tu che regni, tu che sei, cavallo qui dai, piazziamo un cavallo a fare qualcosa, tipo qui, tu giocherai così, vabbè dai, piazziamo il cavallo qui, scelto che il cavallo andrà piazzato qui. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!